Dare lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla Tua presenza per i meriti di Gesù Cristo, Tuo Figlio. Vogliamo ringraziarti ancora in questo momento per l'onore e il privilegio che Tu ci doni ancora in questa sera di poter innalzare il Tuo santo e meraviglioso nome. E ancora in questo momento, Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, questo luogo libero per il potente sangue dell'agnello. E a Te, o Padre, diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La sua mano mi sostiene, la sua forza mi dà fede. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La sua mano mi sostiene, la sua forza mi dà fede. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. Ale, 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 alleluia. Ale, 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 alleluia. Rallegrati, o giusto, andiamo a celebrare. E la presenza del Dio poderoso si manifesterà. Rallegrati, o giusto, andiamo a celebrare. E la presenza del Dio poderoso si manifesterà. E la presenza del Dio poderoso si manifesterà. Ale, 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 alleluia. Ale, 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 alleluia. Gridiamo insieme alleluia. Alleluia. Diamo insieme gloria al Re. Gloria al Re. Tutti insieme adoriamo. Adoriamo. Gesù risuscitò. Diamo insieme alleluia, alleluia. Diamo insieme gloria al Re, gloria al Re. Tutti insieme adoriamo, adoriamo che Gesù risuscitò. Ale, 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 alleluia. Ale, 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 ale. Di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La sua mano mi sostiene, la sua forza mi dà fede. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, la presenza di Dio è qui.
La presenza di Dio è qui. La presenza di Dio è qui. La presenza di Dio è qui. Io la sento in me. La presenza di Dio è qui. Io la sento in me. La presenza di Dio stessa qui. Io la sento in me. La presenza di Dio stessa qui. Io la sento in me. Alleluia, la presenza di Dio è qui, come dice la sua parola, dove 2 o 3 sono radunati, Lui è lì nel mezzo e la sua presenza è qui ed è qui per intervenire nei nostri bisogni. Egli è pronto a stendere la sua potente mano. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Offrano sacrifici di lode, raccontino le sue opere con canti di gioia. L'unico sacrificio che è gradito a Dio è un sacrificio di lode e di adorazione. Ed è quello che noi ancora in questo momento vogliamo fare. Vogliamo dare tutta la lode, tutta la gloria a colui che è il Santo dei Santi. Amen. Innalziamo il Re di gloria. Alleluia. Diamogli lode e gloria. Alleluia. I occhi verso i monti. Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, creatore del cielo e la terra. Lui non dormirà, è Lui che mi protegge, Lui sempre mi difenderà, non si stancherà, è Lui che mi protegge di giorno e di notte, ieri, oggi e per sempre. Amen. Farò così come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Alzerò i miei occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, creatore del cielo e la terra. Lui non dormirà, è Lui che mi protegge, Lui sempre mi difenderà, non si stancherà, è Lui che mi protegge di giorno e di notte, ieri, oggi e per sempre. Farò così come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Lui mi dà la vittoria, mentre lo lodo lui mi dà la vittoria. Non è per la mia forza che vincerò, ma per il suo spirito che ha potere. Mentre lo lodo lui mi dà la vittoria, mentre lo lodo lui mi dà la vittoria. Non è per la mia forza che vincerò, ma per il suo spirito che ha potere. Farò così come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto.
Non è per la mia forza che vincerò, ma per il suo spirito che ha potere. Mentre lo lodo lui mi dà la vittoria, mentre lo lodo lui mi dà la vittoria. Non è per la mia forza che vincerò, ma per il suo spirito che ha potere. Ero così come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Amen. Alleluia. È il nostro Signore, amen. Egli ci dà la vittoria. L'esito della battaglia è nelle mani dell'Eterno. L'Eterno è la mia forza, è il mio cantico ed è stata la mia salvezza. Ascolta, Chiesa, un grido di giubilo e di vittoria risuona nella tenda dei giudei. La destra del Signore fa prodigi. Io non morirò, ma racconterò le sue opere. Amen. Alleluia. C'è un grido di gioia nei nostri cuori, perché la destra fa prodigi. E ancora in questa sera, quella destra è in questo luogo. La sua presenza è qui per fare segni, prodigi e miracoli. E come è scritto nella sua parola, il Signore cerca adoratori, veri adoratori, e lo sappiano adorare in spirito e verità. E allora, come fecero i discepoli nell'alto solaio, con un solo cuore e una sola mente, ricercarono la presenza di Dio. Lo facciamo anche noi questa sera. Chiudiamo i nostri occhi e apriamo i nostri cuori e lasciamo che lo Spirito Santo possa inondare i nostri cuori, possa parlare alle nostre vite. Signore, ti adoriamo. Adoriamo la tua presenza, Signore. Adoriamo tutto di te, Maestà. Spirito Santo, toccaci questa sera. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Amen. Se la parola dal principio, uno con l'Altissimo, dalla creazione alla tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome hai, che magnifico nome hai, il nome di Gesù mio è. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui tra noi. Perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù
sua gloria, perché sei risorto mio Gesù, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei Re, tuo è il regno, tu hai la gloria, santo il tuo nome mio Gesù, che nome potente, che nome potente, il nome di Gesù mio Re, che nome potente, incomparabile, che nome potente è il suo nome. La morte è vinta, il velo è spezzato. Tu è buono per sempre. Che nome potente, che nome potente, il nome di Gesù mio Re, che nome potente, incomparabile, che nome potente, il suo nome potente, il suo nome, che nome potente, il suo nome. Alleluia. Nome potente. Nella parola è scritto che non c'è nessun altro nome che può salvarci se non il nome di Gesù Cristo, il Signore della gloria. E mi veniva in mente i nomi più illustri dell'intera umanità. Se andiamo a controllare le loro tombe, sono ancora pieni di polvere. Ma la sua tomba è vuota, fratello mio e sorella mia, la sua tomba è vuota. Gesù è risorto, amen. Egli è risorto. E la cosa bella, sai che cos'è? Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Noi vogliamo confessare e dichiarare che Gesù Cristo è il nostro Signore, amen, alleluia, e lo vogliamo fare adorando. Ancora in questo momento vogliamo ancora aprire i nostri cuori alla sua presenza. Il Signore gradisce l'adorazione e adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamolo, alleluia. Santo sei, Signore. Fuggire via da te nell'oscurità, non
non è possibile perché la luce sei. Se cadessi, se fallissi, aggiungeresti ancora grazia su di me, giusto sei. Elohim, afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Il primo amore. Re di gloria, sorgi in me, scruta il cuore mio più in profondità, la tua presenza in libertà sta spezzando le catene intorno a me, giusto sei. Elohim, afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Del primo amore. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Questo fuoco brucia, mi consumerà. Questo fuoco brucia, mi consumerà. Afferra il cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto afferra il cuore mio, cedo il controllo a te. Cuore mio, cedo il controllo a te, riprendi il posto del primo amore. Del primo amore. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Questo fuoco brucia, mi consumerà. Questo fuoco brucia, mi consumerà.
vogliamo donare a te tutto il nostro cuore, Padre. Come l'argilla delle mani del vasaio, Signore, noi vogliamo mettere i nostri cuori, la nostra vita nelle tue mani, Signore. Che tu possa plasmare, possa tu modellarci, Signore, affinché possiamo essere sempre di più, Signore, simili a colui che è il Santo dei Santi. Ancora in questo momento ti prego, Spirito Santo, scendi con la tua nuvola di gloria, Signore. Modella i nostri cuori, Padre. Trasforma le nostre vite. È come scritto nella tua parola, Signore, che per le tue lividure noi siamo stati guariti. Ancora in questa sera proclamiamo e dichiariamo guarigione, papà, sugli ammalati del tuo popolo, Signore, che ogni infermità, Signore, sia seccata nel nome di Gesù Cristo. E ancora vogliamo pregarti per Stella, Signore. Oh Padre, ti preghiamo per questo parto. Stendi la tua mano potente, Signore, che questo parto risulti all'ode e gloria del tuo santo e meraviglioso nome. Ancora Snescia, Signore, per la sua gravidanza. Signore, guida tu questa gravidanza, Signore, che ci sia, oh Padre, la tua mano su questa gravidanza, Signore, nel nome di Gesù. E ancora Vincenzo, Samuele, Gioele davanti a te, ancora Emilio davanti al tuo trono. Ti preghiamo, Signore, possa tu portare a compimento l'opera tua che ha iniziato in loro, Signore. E ancora vogliamo pregarti, Signore, per i nostri familiari che si sono allontanati, raffreddati, sviati, Signore. Stendi la tua mano, Signore, riportali a te con corde d'amore. E ancora, Padre, vogliamo pregarti, Signore, per gli ospedali, le case famiglie, gli ospizi, i carceri, Signore. Ancora quei luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, Signore Dio. Stendi la tua mano, manifesta la tua gloria attraverso, Signore, quello che è la tua parola, quello che è il tuo Spirito Santo. Vogliamo ancora avere un momento di adorazione alla presenza di Dio. Signore, vogliamo ancora in questo momento spandere i nostri cuori alla tua presenza. Sì, Signore, modellaci, Signore. Modella i nostri cuori, Padre. Trasformaci, Signore. Tu conosci i nostri cuori, più di noi, Signore. Modellaci, papà. Alleluia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Meraviglioso sei, Signore. Alleluia. Di più prezioso di un vaso d'alabastro, lo rompe i piedi tuoi. Rompi il tuo cuore alla presenza di Dio questa sera. Permetti allo Spirito Santo di entrare nel tuo cuore. Gesù, alleluia. I desideri miei, la gioia trovo in te. Spando il mio cuore, davanti al Re, chi il suo sangue versò per me. Egli è morto sulla croce per te. Eccomi, Signore, io mi offro a te. Prendimi, ti do Offri la tua vita al Signore. ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore, Gesù. La vita è quella che è di più prezioso, la metto ai piedi tuoi, tu meriti di più. C'è poca forza in me, tu sai i giorni miei, ma li vivrò per te, Gesù, che ti resti per me. Spando il mio cuore davanti al Re, chi il suo sangue versò per me.
del mio cuore, Gesù, Gesù. Santo, Santo, tu sei santo, santo è il Signore. Santo, santo, tu sei santo, santo è il Signore. Sei santo, 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 tu sei santo, santo è il Signore. Santo, santo, tu sei santo, santo è il Signore. Eccomi, Signore, a Gesù, ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore, Alleluia. Sì, Signore, eccoci. Prendi tutto il nostro cuore e riempilo di te, Signore, perché abbiamo bisogno della tua presenza. Padre Santo, ancora in questo momento vogliamo mettere il prosieguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. E ti preghiamo, Signore, parla ai nostri cuori. Come è scritto nella tua parola, come può un giovane rendere la sua via pura custodendola con la tua parola? E per questo ti chiediamo, Signore, parla ai nostri cuori attraverso il cuore del tuo servo. Ti ringraziamo per questo messaggio che scende dal cielo, Signore, e a te, oh Padre, noi diamo tutta la lode e la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Se non c'è nessuno, vogliamo prendere anche l'offerta. Vogliamo prepararci per l'offerta. Gloria a Dio, amen. Alleluia, preghiamo per l'offerta. Signore, ancora in questo momento vogliamo ringraziarti per questa offerta che diamo a te con tutto il nostro cuore, Padre. Ti preghiamo di benedire il tuo popolo, la tua eredità. Grazie come ci dai l'opportunità di dare, Signore. Noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Benedici il tuo popolo, la tua eredità, e a te diamo tutta la lode e la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. La lode è la risposta al tuo amore, quell'amore infinito che mai ha tradito e mai tradirà. La lode è la risposta alla croce che ha donato voce alla tua gioia dentro me. E come Daniele rimarrò in piedi dentro una fossa davanti ai problemi, e come Giona canterò forte dentro la prova, e come Neemia costruendo la vita in mezzo
Io sul pezzo ti darò la gloria e come Davide alla sua presenza voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare. Hai mutato il mio lutto in danza, rivestito il cuore di gioia. Nella tua casa io canto, la mia forza sei tu. Chi? Gesù. Hai mutato il mio lutto in danza, rivestito il cuore di gioia. Nella tua casa io canto, la mia forza sei tu. Chi? Gesù. Alleluia! Dio ha cambiato il nostro lutto in danza, ha asciugato le nostre lacrime, ci ha dato la gioia, fratello mio, sorella mia. C'è gioia nella presenza di Dio, amen. Alleluia! Gloria a Dio. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo, amen. Dio parlerà alle nostre vite, amen. Alleluia. Pace a tutti, pace a quanti ci seguono da casa, è una gioia essere qui. Il venerdì è sempre un problema arrivarci perché sapete è una località di mare, però grazie al Signore per come ci ha fatto grazia ancora in questa sera di essere nella sua casa per stare in mezzo al suo popolo, per lodare e benedire il suo nome meraviglioso. In questa sera io voglio parlarvi, anzi voglio condividere con voi quello che Dio ha messo nel mio cuore, e lo troviamo in Luca capitolo 14, dal versetto 15 al 24. È la parabola del gran convito, cioè di questo ancora invito che il Signore sta rivolgendo un po' a noi tutti che siamo qui a perseverare, ma a quanti ci ascoltano, a questo mondo il Signore rivolge ancora la sua parola e si serve e vuole servirsi, fratelli e sorelle, di tutti noi affinché noi possiamo andare, come è scritto poi in questa parabola, per annunciare questo matrimonio, questo invito che il Signore vuole fare all'umanità per dargli poi la ricompensa della vita eterna. Quindi prima di andare alla parola vogliamo pregare insieme, vogliamo elevare la spada dello Spirito in alto. Caro Padre, ancora in questa sera ti siamo grati con tutto il cuore, Signore, per tutto quello che ci stai donando in questa giornata, ma questo tempo è ancora più meraviglioso e prezioso perché siamo nella tua casa, alla tua presenza, per meditare, Signore, soprattutto per mettere in pratica ciò che è il consiglio della tua parola. Io ti ringrazio personalmente e chiedo la guida, l'unzione del tuo Spirito sulla mia vita affinché ogni mia parola sia secondo la tua volontà. E voglio ringraziarti anche per l'opportunità, il privilegio, soprattutto la grazia che mi fai di poter meditare e condividere questa meravigliosa parola con i miei fratelli e le mie sorelle. Vogliamo ringraziarti di vero cuore, Padre, lo facciamo come sempre in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Quindi leggiamo insieme, fratelli cari, da Luca capitolo 14, leggiamo dal versetto 15. A Dio sia tutta la gloria, dice questa parola. Ora uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un potere, devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto vai per le piazze e per le vie della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi. Poi il servo gli disse: Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto.
Allora il Signore disse al servo: vai fuori per le strade lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Fin qui per adesso la parola di Dio. È una risposta, fratelli cari, all'inizio di questa parola, vedete, dice: beato chi mangerà, beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. C'è una domanda che qualcuno fa al Signore. Perché? Perché il Signore, prima di questo passaggio, di questa parola, sta insegnando alle folli ciò che è inerente all'umiltà, ciò che è inerente al sedersi ai primi posti nei conviti. E qualcuno, proprio il Signore, prendendo spunto da questa risposta, nel passaggio prima, lui dice che quando si entra in un posto, si va pure in una chiesa, si è invitati, uno si deve sedere all'ultimo posto. Poi dice la parola, se poi chi ti ha invitato vede che tu sei lì presente all'ultimo posto, ti fa venire avanti, perché altrimenti se ti siedi davanti e poi fai una brutta cosa, se il padrone di casa dice vai indietro perché questo posto è riservato agli altri. Ma questo poi il Signore lo dirà anche per il fatto di un invito proprio a cena. Dice: quando invitate qualcuno, non invitate qualcuno che vi può ricambiare, contraccambiare l'invito, ma invitate coloro che non ne hanno, non possono mangiare, i poveri, i ciechi, gli zoppi, coloro che non hanno la possibilità di poter contraccambiare quell'invito. E proprio inerente a questo insegnamento che il Signore sta facendo alle folle, qualcuno dice: allora beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Dice beato perché se uno fa queste cose, cioè si prodiga per gli altri, per il prossimo, per i poveri, il Signore ti darà la ricompensa, perché tu non inviti qualcuno perché sai che ti può ricambiare, ti può fare un favore, ma tu ti aspetti che tu muovi il tuo cuore verso i bisogni degli altri, perché c'è qualcuno che ti darà una ricompensa. E questo è Gesù, fratelli cari. Noi la ricompensa non ce l'aspettiamo mai dagli uomini, perché gli uomini, fratelli cari, io dico in senso allargato, ma parlo anche delle donne, delle autorità, dei poteri di questo mondo, non ci possono dare nulla. Noi la ricompensa, quando serviamo il Signore, facciamo una buona opera, come dice la parola, senza che qualcuno ci vede, ci osserva, noi ce le aspettiamo dal Signore. Ma anzi, ma è il cuore, fratelli cari, che ti fa muovere verso i bisogni degli altri. E questa parola arriva proprio perché, vedete, qualcuno fa una domanda al Signore, il Signore come sempre risponde con una parabola, risponde con un fatto concreto, con un gesto che è consueto di tutti, di ogni giorno, e parla proprio di questo invito. Vedete, questa parola quando si è letta per le prime volte o si legge per le prime volte si pensa che sia inerente solo per il popolo di Dio. Certo, è anche per il popolo di Dio, perché la parabola va in questa direzione, che l'invito è stato esteso prima al suo popolo che l'ha rifiutato. Ma oggi questa parabola, fratelli cari, è per noi, per chi ha fatto una scelta, per chi vuole fare la volontà di Dio, ma soprattutto, fratelli cari, questa parabola è per noi sicuramente che ci stiamo preparando per questo avvento meraviglioso del ritorno di Gesù. Io penso che la Chiesa del Signore, tutti noi, stiamo aspettando questo ritorno. E se io aspetto questo ritorno, sto preparando il mio cuore, fratelli cari, sto preparando la mia vita per questo invito che il Signore ci ha rivolti. E se siamo qui, questo invito che il Signore ci ha rivolti, noi abbiamo risposto sì, siamo qui. Se siamo qui in questa sera perché abbiamo detto sì, Signore, a questo invito che tu farai un giorno per questo grande matrimonio, per questa grande cena dove tu, è scritto nella tua parola, tu ci servirai, noi abbiamo detto sì. Però dice la parola di Dio, fratelli cari, vedete, il Signore questo invito, dice la parola di Dio, è estesa a tutti. Difatti dice la parola di Dio che e all'ora della cena il Signore mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, tutto è pronto. Tutto è pronto, fratelli cari. Qualcuno deve pensare che per sedersi un giorno alla tavola con Gesù deve fare chissà che cosa. Io mi ricordavo, mentre meditavo questa parola di Dio, che tutto è pronto mi faceva pensare a questo tutto è pronto. C'è stato qualcuno che ha dovuto pagare, fratelli cari, questo tutto è pronto. E in Giovanni capitolo 19 al versetto 30 sta scritto che Gesù, dopo aver preso l'aceto, reso il suo spirito e disse: tutto è compiuto.
Il Signore su quella croce, fratelli cari, aveva compiuto tutto. Non c'era bisogno che qualcuno possa fare qualcosa per accedere o per rispondere a questi inviti. Dio ha preparato tutto ed è stato pagato con il sacrificio di Gesù su quella croce. Quando lui ha detto: papà, io ho fatto ogni cosa, ho compiuto ogni cosa. E questo invito di tutto il compiuto, di questo invito è esteso a tutta l'umanità, fratelli cari, a quando risponderanno a questo invito. Ma in questa parabola che noi abbiamo letto, quando il servo va, ognuno, fratelli cari, quando viene invitato, ed è una cosa importante, fratelli cari, pensate che qui non si parla di un invito di una persona, di un'autorità di questo mondo. L'invito che il Signore fa, fratelli cari, è Dio stesso. Ti manda un suo servo e ti invita alle sue nozze, a questa cena meravigliosa, a questo banchetto nuziale che un giorno si farà. Ma vedete, già è importante il fatto che Dio manda personalmente degli inviti. E Dio ci ha invitati, fratelli cari, ha invitati noi. Ma quanti ancora resistono a questa parola? Pensando, fratelli cari, che forse c'è del tempo, pensando, come abbiamo letto in questa parabola, tanti accampano delle scuse come se queste scuse potrebbero in qualche modo accampare veramente una verità. Dio conosce ogni cosa, fratelli cari. Difatti è scritto in questa parola, fa alcuni esempi, sapete meglio di me. Sono delle scuse banali, stupide. Qualcuno ha comprato qualcosa ma non conosce che cosa ha comprato. Che cosa strana. Io compro qualcosa, prima la compro e poi vado a vedere se questo campo mi piace o meno. Così i buoi. Ma si parla anche di mogli, fratelli cari. Ma non perché il Signore ti dice in questa sera non ti devi sposare. Il Signore non dice questo, però il Signore ci dice una cosa. Stiamo attenti che anche nel matrimonio io non posso mettere al primo posto mia moglie o mio marito. Io devo mettere al primo posto il mio Signore e l'invito che Egli mi ha fatto. In un altro passaggio della parola di Dio, vi ricordate, dice la parola che quando il Signore tornerà, 2 saranno nei campi, uno sarà preso e l'altro lasciato. 2 saranno in un letto, quindi si parlerà di marito e di moglie, uno sarà preso e l'altro lasciato. Fratelli cari, a volte anche gli affetti più cari possono essere un problema a rispondere all'invito di Dio. Quante persone, fratelli cari, noi abbiamo parlato di Gesù e hanno dato retta a ciò che erano i pensieri, i consigli dei familiari più stretti, un papà, una mamma, forse un fratello, una sorella, che quando è arrivato questo invito qualcuno ti ha suggerito di reclinare, di rimandare indietro questo invito perché ha pensato forse arriverà la divisione nella casa, forse arriverà un problema, forse arriverà che rimarrò solo. Io penso, fratelli cari, che ognuno di noi che ha risposto a questo invito ha avuto problemi. Io ne ho avuto tanti nella mia vita. La mia famiglia contro, perché io vi dissi già l'altra volta, tutti religiosi, tutti idolatri di questa Madonna di Pompei. E quando il Signore ha toccato il mio cuore, la mia famiglia si è scagliata contro, tutti contro. Non c'era nessuno, sono restata mia moglie e i miei figli. Ma queste sono le scelte, fratelli cari, che Dio premia. Non far sì, tu che mi ascolti, di non rispondere all'invito che in questa sera il Signore ti sta rivolgendo solo perché qualcuno ti sta dicendo un pensiero contrario o ti sta dicendo forse di non accettare questo invito che il Signore ti fa. Sono delle scuse banali, fratelli cari, perché la vita eterna che il Signore ci ha donato è qualcosa di importante, di prezioso, perché la nostra vita, fratelli cari, che se ne dica, finirà, fratelli cari, è inutile girarci intorno. Possiamo campare tutti gli anni che volete voi, ma alla fine questa vita finirà. E c'era non vi dico il nome, ma c'era un filosofo di alcuni dello scorso secolo, diceva che la nostra vita è un progetto per la morte. Ma lui si era dimenticato di una cosa. Effettivamente, se la vedi da questo punto di vista, è così. Perché se noi nasciamo, sappiamo che dobbiamo morire, fratelli cari. Ma Dio ha posto rimedio a questo. Il filosofo non lo sapeva. Diceva questo perché non conosceva la verità, il Signore. Ma perché Dio ha posto rimedio alla morte, fratelli cari. Egli non ci ha destinati alla morte come qualcuno pensa. Io, una volta che sono nato, sono destinato a morire, questa mia vita è così. No,
Dio in Cristo Gesù ci ha donato la vita e la vita eterna, fratelli cari. Ecco l'invito che il Signore sta ancora donando alle nostre vite, a tu che mi ascolti da casa. Non c'è tempo, perché noi non sappiamo quando il Signore tornerà. Noi non lo sappiamo, fratelli cari. Noi a volte nella nostra vita facciamo tanti progetti, a volte è anche giusto. Ma non sappiamo se il Signore domani tornerà o dopodomani, o fra un mese o un anno. Ma io devo essere pronto, fratelli cari. Io devo essere pronti. Vedete, i giudei, il popolo di Dio, ha reclinato, l'invito del Signore. Ognuno ha accampato una scusa. Perché? Perché non ha riconosciuto chi era Gesù. Cosa recava Gesù? Che cosa aveva fatto Gesù? Si aspettavano un Signore che potesse salvarli dalla schiavitù dei Romani. Ma Gesù era venuto per salvarci da una schiavitù maggiore, fratelli cari, una schiavitù del peccato che ci portava alla morte, e alla morte eterna. Ma Dio, fratelli cari, in Cristo Gesù ci ha dato qualcosa di importante. Dice la parola di Dio, fratelli cari, che tutti questi invitati hanno accampato delle scuse. Ma il Signore non si arrende, fratelli cari. E se in quel tempo voleva che il suo popolo fosse un esempio, una testimonianza, poteva annunciare al mondo questo Dio meraviglioso, ed è venuto meno. Ora il Signore ha chiamato la sua Chiesa, noi. Quest'opera, fratelli cari, Dio l'ha messo nelle nostre mani. Dio ancora in questo tempo ci sta chiamando ad essere servi e serventi per annunciare questa meravigliosa parola a questo mondo, che Dio sta ancora chiamando, sta ancora invitando. Dio, dice la parola di Dio, che vuole che quando ci sarà questo evento meraviglioso, Dio vuole che siano tutti salvati, come dice in Giovanni 3,16. Dio vuole che nessuno rimanga fuori quando si chiuderà quella porta, fratelli cari. E vedete, dice la parola di Dio, quando questo servo torna e dice al suo padrone: guarda che molti hanno accampato delle scuse, il padrone non si arrende. Dio non si arrende, fratelli cari, quando la sua umanità dice no, ma continua, insiste, perché Dio è un Dio d'amore, fratelli cari. Ma questo lo fa attraverso di me e attraverso di te. A volte forse noi ci arrendiamo quando il Signore ci manda, perché pensiamo che quella persona, quel luogo, forse è un luogo dove non possiamo entrare, quella persona non accetterà mai il Signore. Ma il Signore ti dice in questa sera: vai ancora, esci. E tu vai, perseveri, ma ancora vai dal Signore e dice: Signore, io sono andato, ho testimoniato, ho annunciato, ma io vedo che questi cuori sono induriti. Allora il Signore ancora in questa sera ti dice: vai ancora, vai, io ho preparato tutto, è tutto pronto. Dirà, fratelli cari, in Isaia 55, al versetto dal 1 al 5, dice così. Questo invito è esteso a tutti già 700-800 anni prima. Il profeta Isaia profetizzava in questo senso e diceva: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, e l'anima vostra vivrà, e io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Vedete, già nell'antico patto, fratelli cari, attraverso Isaia, il Signore annunciava questo invito a tutte le nazioni e le genti senza discriminazioni. Tutti coloro che accettavano questo invito che il Signore faceva alle nazioni anche circostanti, Dio le accettava. E a volte, come in questo tempo, dice: perché spendete denaro? Perché spendete il vostro tempo per ciò che non edifica? A volte, fratelli cari, diciamo questa parola in questa sera, io ho risposto all'invito di Dio. Ma tante volte, fratelli cari, nel corso del nostro cammino, il nostro amore per le cose del Signore, per l'avanzamento del regno, per la vita eterna, per le cose di Gesù, si affievolisce il nostro amore, diventa un po' più pigro, pensando di aver, ottenuto quello che era nel nostro cuore, la vita eterna, e quindi ci affievoliamo un attimo, ci fermiamo un attimo. Fratelli cari, Dio non ci chiama a questo.
E forse in questo tempo stiamo dedicando, forse stiamo facendo delle cose che hanno un po' distorto il nostro sguardo, fratelli cari. Forse abbiamo puntato il nostro sguardo su cose ancora terrene, pensando che siano cose importanti, cose eterne. Ma Dio in questa sera, fratelli cari, ci sta esortando a tutti noi a riguardare di nuovo alla croce, a Gesù, a riguardare di nuovo a questo evento che ci sarà, fratelli cari. E Dio ci sta esortando in questo tempo, in questa sera, a come ci stiamo preparando, fratelli cari. Se stiamo facendo ancora l'opera che il Signore ci ha chiamati a fare tutti noi, quello di andare per il mondo e predicare l'Evangelo. Vedete, anche in Colossesi, fratelli cari, c'è qualcosa che dobbiamo comprendere. In Colossesi 3, dal versetto 1 al versetto 4, il Signore ci esorta e ci dice attraverso questa parola qualcosa di meraviglioso. E ci dice così, proprio inerente a questa parola: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Dio ci invita a cercare le cose di lassù, non qui, le cose di qua giù, che non edificano, sono cose solo per un momento. Ma dice la parola: cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù. Vedete, ancora una volta, la nostra mente deve essere concentrata sulle cose di lassù, su ciò che è il suo regno, le cose del regno, la vita eterna, questo evento meraviglioso che il Signore vuole fare nelle nostre vite. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. Vedete, ancora Colossesi ci esorta Paolo a guardare le cose di lassù, a non guardare le cose di qua giù. Quando noi guardiamo a vista d'uomo, fratelli cari, la nostra vista, il nostro cuore si focalizza su queste cose che sono solo per un tempo. Ma il Signore in questa sera, fratelli cari, ci sta invitando. Vedete, dice la parola di Dio, tornando di nuovo all'Evangelo di Luca. Vedete che cosa dice il Signore in questa parola meravigliosa? Manda il suo servo e dice: presto vai per le piazze e per le città. Prima lo manda per le piazze e le città. E questo servo è ubbidiente, fratelli cari, va, annuncia ancora. Ma dice la parola di Dio che quando questo servo torna indietro, dopo aver fatto, quello che Dio gli aveva comandato, quello di annunciare la parola, dice: io sono andato, ma c'è ancora posto, dice il Signore. Noi non crediamo a ciò che dice qualcuno, non voglio fare nomi, ma noi non crediamo che ci sia un numero ristretto di coloro che devono accedere alla vita eterna. Noi non crediamo questo. Noi crediamo che c'è posto per tutti, che Dio non ha dei posti assegnato, un numero preciso dove quel numero esaurito non c'è posto per nessuno. C'è posto per tutti, fratelli cari. C'è posto per tutti. Allora vedete, dice la parola di Dio che il Signore manda il suo servo, va per le città, per le vie delle città, e ci va per le città, forse per questi luoghi. Ma poi il Signore che cosa fa? Non si dimentica, perché se non si dimentica della città non si dimentica nemmeno delle contrade dove c'è la campagna, perché lo manda di nuovo, fratelli cari. E quando il servo torna dice il Signore: c'è ancora posto, esci di nuovo. Noi siamo disposti, fratelli, ad andare in luoghi, come dice il Signore, per le piazze delle città, conduci i mendicanti, mutilati, gli zoppi, ciechi. E poi dice: vai di nuovo fuori per le strade, lungo le siepi, e costringili ad entrare. Quindi, fratelli cari, non solo dei luoghi dove noi possiamo avere buon gioco, permettetemi questa parola, ma anche in dei luoghi forse che sono più ostili, dei luoghi che forse sono fuori città. Dio ti manda ovunque, fratelli cari, non facciamo distinzioni, non precludiamo ciò che è l'opera di Dio. Dio ci manda in ogni luogo. Non possiamo dire questo luogo sì, forse è fertile, l'altro luogo no. Dio ti manda dappertutto, perché Dio dice la parola che vuole salvare tutti. Ma questo sta a noi, fratelli cari, alla sua Chiesa, a dire a questo mondo: il tempo è breve, si sta avvicinando la venuta del Signore, non rimanere fuori. Dice la parola a questo servo: costringili, quasi con forza, fratelli cari, quasi con forza, fratelli cari. Ma questa forza, questo costringimento da dove ti viene?
È un costringimento d'amore, fratelli cari, perché noi non vogliamo, come è scritto nella parola, che nessuno perisca, in particolar modo i nostri cari, fratelli cari, ciò che ci sono vicini. Io quando mi sono convertito ai primi tempi, sapete il mio dolore più forte qual era? Quello di avere una famiglia numerosissima, ma che non aveva accettato e non voleva accettare Gesù. Per questo era un dolore nel mio cuore. E io dicevo, Signore, tu hai salvato la mia vita, mi hai fatto grazia, ma io ho papà, mamma, i miei cognati, le mie sorelle, i miei nipoti, i miei amici. Quante persone, Signore, perché? E questo c'era dolore, fratelli cari, ma soprattutto questo dolore ti faceva pregare, fratelli cari, ti faceva chiedere a Dio, a dire, Signore, tocca i cuori, fa che io possa essere uno strumento nelle tue mani, fa che tu ti possa servire di me. Fratelli cari, è un tempo in cui ci dobbiamo svegliare, non continuiamo a vivere la nostra vita così, in modo, dice, questa vita scorre così, questa persona non si convertirà mai, questo mio familiare non vuole mai accettare Gesù. Ma tu insisti in tempo e in fuori di tempo, dice la parola. Costringili per amore ad entrare, a rispondere a questo invito che il Signore sta rivolgendo ancora a tutti noi. E vuole servirsi di tutti noi, fratelli cari, della sua Chiesa. Se siamo qui in questa sera perché il Signore sta dicendo, vai servo mio, vai serva mia, non ti arrendere, non ti fermare, non è il tempo. È il tempo di spingere, di costringere ad entrare. Perché io voglio, dice il Signore, che quando ci sarà questo evento la mia casa sia piena e c'è posto per tutti. C'è posto per tutti, fratelli cari. Leggevo in Giovanni nell'Apocalisse al capitolo 19, dove il Signore dà questa visione a questo suo servo, dove lui ad un certo punto alza gli occhi e dice la parola che vede una miriade di persone con delle vesti bianche. Dice Giovanni, non si potevano contare. Non si possono contare, fratelli cari, c'è spazio per tutti, c'è spazio, fratelli cari. Ma in questa sera ancora, tu che mi ascolti da casa, che sei qui, se ancora devi fare una scelta, falla questa scelta. Ieri lo dicevo ad un fratello che non vedevo da tanti anni, ma che nella sua vita ha sempre fatto un piede dentro e un piede fuori. E ieri l'ho visto in una condizione e lui mi diceva, io ho perso tutto. Prima mi ricordavo che aveva solo problemi di droga, adesso lui mi diceva io sono caduto nell'alcol, ho perso pensione, ho perso reddito di cittadinanza, ero ridotto in malo stato. Io ho detto guarda quante volte ti ho parlato del Signore, fai una scelta e se il Signore ti ha portato ancora in questa sera qui nella sua casa, fai una scelta ponderata. Il mio fratello Lello si è prodigato, gli abbiamo dato qualcosa perché non aveva nulla da mangiare. Per dire, fratelli cari, io dico, fai una scelta. Hai 46 anni, perché gliel'ho chiesto, e ha detto, tu per 46 anni hai sempre servito il nemico, e vedi il nemico come ti ha ridotto. Ma prenditi un riscatto, accetta Gesù, fai la volontà di Dio, fai una scelta. È tempo, gli dissi ieri, è tempo. Non perdere più tempo, ma è tempo di rispondere all'invito che Dio ci fa. E fratelli cari, è tempo, se in questa sera ancora tu che mi ascolti, o se sei qui o se sei a casa tua, rispondi all'invito del Signore, dice sono presente Signore, tu mi hai rivolto un invito personale, l'invito è personale, fratelli cari. Io ho ricevuto un invito personalmente e penso ognuno di noi abbia ricevuto un invito personalmente, non di seconda mano. È stato Gesù stesso che ha mandato qualcuno, un suo servo, una sua servente ci ha mandato questo invito personale e noi abbiamo risposto sì, Signore, ma noi abbiamo risposto sì a quella promessa di Dio, a quello che Dio ci ha promesso, ma noi vogliamo, fratelli cari, che quella promessa che Dio ha fatto, quella vita eterna che ci ha dato in Cristo, noi vogliamo che la ricevano anche gli altri. E qual è il nostro compito in questo tempo, fratelli cari? Questo è il compito, quello che il Signore ci dice ancora, andate, vai ancora, esci di nuovo, non fermarti, non stancarti, anche se molti ti diranno di no, accamperanno delle scuse, ma tu continua, persevera, perché io voglio che la mia casa sia piena, perché c'è posto per tutti, fratelli cari. E in Matteo, fratelli cari, dice, sempre inerente a questa parabola, parla sempre anche di un vestito bianco che dobbiamo indossare.
è un vestito che noi dobbiamo cucire con lacrime, a volte con tanta sofferenza, perché a volte seguire il Signore, fratelli cari, non è semplice. Non è semplice ed è bello a volte quando ogni cosa va per il verso giusto. Parlavo con un altro fratello ieri, parlavamo proprio di questo, che a volte è facile quando ti va bene ogni cosa, ma poi quando le cose cominciano a girare male, che succede? Veniamo meno, diciamo no Signore, io ho questo problema, ho questa difficoltà. Non possiamo accampare scuse, fratelli cari. Quante volte, a volte, anche nel venire nella casa di Dio, rispondere a un appello per qualsiasi cosa ci diventa difficile. Mettiamo delle priorità davanti a ciò che è l'invito di Dio, nel servizio, nel fare la sua volontà, fare delle cose per il prossimo. Quante volte, fratelli cari, accampiamo delle scuse banali, pensando che quelle cose sono più importanti di quello che il Signore ci ha chiamati a fare. Io non voglio più, e non lo voglio fare più, ma non l'ho mai fatto, però in questa parola, se questa sera il Signore vuole parlarci in questo senso, forse tante volte nella nostra vita, anche per poche cose, per piccole banalità, a volte non rispondiamo no a ciò che è l'invito di Dio. Forse a fare un lavoro in chiesa, forse a lavare per terra, forse a qualsiasi altra cosa, forse a fare una visita ad una persona, andare in un ospedale, andare in un carcere. Forse quante volte abbiamo detto Signore, ma io ho una priorità, io non posso andare Signore perché io ho un problema. Non accampiamo scuse, fratelli cari, vi prego nell'amore di Gesù, perché in questa parabola, vedete, il Signore non si stanca, anche se riceve dei divieti, ma il Signore continua ad insistere. Il Signore continua ad insistere. Se il Signore insiste, fratelli cari, noi dobbiamo insistere, dobbiamo andare. Non ci dobbiamo arrendere, fratelli cari, perché dice la parola di Dio che il Signore vuole salvare tutti quanti. Ora in questa sera, fratelli cari, qual è la mia risposta di fronte a questa parola meravigliosa? Dove il Signore ha fatto ogni cosa. Io e te non dobbiamo fare nulla, fratelli cari, dobbiamo accettare solo il Signore nelle nostre vite come unico e personale Salvatore. Non dobbiamo fare sacrifici, non dobbiamo fare pellegrinaggi, non dobbiamo fare chilometri e chilometri, come qualcuno fa con delle tappe per arrivare a chissà che cosa. Non devo andare in un altro mondo per cercare la benedizione di Dio, ma devo solo rispondere a questo appello: Signore, sono qui per servirti, Signore, perché tu per me hai fatto già tutto. Tu mi hai dato la vita eterna, Signore. Tu mi hai liberato dalla schiavitù del peccato che mi conduceva alla morte. E Dio vuole liberare tutti dalla morte, perché la morte, fratelli cari, il dardo del peccato è la morte, ma la vita eterna è in Cristo Gesù. Egli ha rimediato a questo e l'umanità non riesce ancora a comprendere, di non girarsi intorno o a vedere a destra o a manca, o forse in qualche scoperta scientifica degli ultimi tempi, per allungare la vita o per avere la vita eterna. La vita eterna è in Cristo Gesù, Egli ha provveduto già. Egli sulla croce l'ha detto: e tutto è compiuto, Padre. Io ho fatto ogni cosa e Dio vuole darti la vita eterna. Non rifiutare questo invito di questa sera e non rifiutare l'invito ancora che il Signore sta rivolgendo alla sua Chiesa di andare in ogni luogo, in ogni parte, e non dire qua no o qua sì, dove ti fa comodo. In ogni luogo annuncia, proclama, dice: vieni, entra, non rimanere fuori, perché il Signore ti ama, ti ha dato la vita eterna. E questi siamo noi, fratelli cari, questa è la sua Chiesa. Se il popolo di Dio un tempo ha rifiutato questo invito, accampando tante scuse banali, noi vogliamo essere di quelli che diciamo: Signore, sono qui. Come disse un giorno Isaia, capitolo 6, Signore, manda me, manda me, manda noi, Signore. Equipaggiaci in questa sera, Signore, avendo ascoltato la Tua parola, manda noi, Signore. Forse era un tempo in cui abbiamo pensato, abbiamo visto le cose di qua giù, abbiamo dato più interesse alle cose di qua giù. Ma in questa sera, attraverso la Tua parola, io voglio alzare gli occhi in alto, a vedere le cose celesti, le cose di lassù, le cose che sono eterne, fratelli cari. E io un giorno voglio essere come tutti noi, quando il Signore dirà: vieni benedetto dal Padre mio. Forse siamo stati fedeli in poche cose, siamo venuti meno, ma il Signore dirà: vieni,
Io ho preparato per te questa cena, questo banchetto, questo matrimonio, vieni. Sei stato fedele anche in poche cose, ma hai resistito, come il Signore dirà ad un angelo della Chiesa nell'Apocalisse. La nostra vita, fratelli cari, è una battaglia. Ci sono dei momenti sì, dei momenti no, ma noi siamo chiamati ad andare avanti, perché noi dobbiamo avere la mente alle cose di lassù, alla mente alle cose celesti, a questa vita eterna, fratelli cari, che è stata pagata non con più il sangue di animali, di capro, di agnelli, ma col prezioso sangue di Gesù, fratelli cari. È costato tanto a Dio. Pensate di vedere Dio sulla croce, il suo figlio che dava la sua vita per fare che cosa? Per un'umanità peccatrice, lontana da Dio. Eppure Dio guardava suo figlio che dava la sua vita per questo. Pensate il dolore nel cuore di Dio. Allora non sottostimare tu che mi ascolti da casa, questo invito che il Signore ti sta rivolgendo, di aprire il tuo cuore, di dare il tuo cuore a Gesù, perché il Signore vuole che un giorno dove è Lui, vuole che tutti siamo insieme a Lui e che nessuno rimanga fuori. Rispondi in questa sera. O sei arrivato un tempo in cui forse stai venendo un po' meno, attraverso questa parola, Signore perdonami, io voglio recuperare. Forse se ho badato solo a me stesso, a ciò che concerne la mia vita, perdonami. Io voglio guardare intorno a me, nella mia casa, e voglio insistere in tempo e in fuori di tempo. Voglio costringerli quasi con violenza, con forza, ad entrare per questa porta stretta, a rispondere a questo appello. Ci saranno ancora dei battesimi prossimamente a Casandrino. Rispondete a questo appello. Dice, Signore, sono qui, non voglio più aspettare. Voglio fare questo patto con te, perché tu mi hai dato la vita eterna in Cristo Gesù. E io voglio rispondere a questo appello. Non resistete più, non tentennate più, ma rispondete all'appello che il Signore sta rivolgendo. Se devi fare un battesimo, fallo. Non pensarci più. Questa è la scelta più importante della tua vita, quella di fare un patto con il Signore. E soprattutto quello di ricevere la vita eterna in Cristo Gesù. E quando saremo lassù, fratelli cari, come dice la parola, tutte le cose di qua giù, le sofferenze, le problematiche, le difficoltà, le afflizioni, noi dimenticheremo tutto, perché il Signore farà ogni cosa nuova. Allora perché perdere queste cose? Perché, fratelli cari, perderle? Perché perderle? A volte per cose effimere, passeggere, temporanee, che finiranno. Io non voglio perdere questa, voglio afferrare questa vita eterna che il Signore mi ha dato, ma soprattutto voglio essere ancora uno strumento nelle sue mani. Tutti insieme, fratelli cari, tutti insieme. Non guardiamo solo al nostro orticello, che le cose per me vanno bene, io mi tengo buono questa vita che il Signore mi ha dato. E gli altri? Mi guardo intorno, e gli altri? Ti piange il cuore nel vedere tanti che soffrono, che non conoscono la verità, ma dobbiamo essere noi, fratelli cari, ad incidere, ad andare, a costringerli, ad accettare questo invito che il Signore sta rivolgendo ancora a tanti, a tutti, e vuole servirsi di me e di te. E ancora in questa sera il Signore ci dice, vai. Dice, Signore, ma io sono andato. E il Signore dice, vai, esci di nuovo. Signore, ma io sono andato. Vai, esci di nuovo. Perché la nostra vita è in questa direzione. Non è solo per un tempo l'andare. Dice, io sono andato, Signore, ho fatto quello che tu mi hai comandato. E il Signore dice, vai ancora. Tu hai portato del frutto e il Signore dice, vai ancora, non fermarti. E noi non vogliamo fermarci, fratelli cari. Non vogliamo fermarci, sorelle care. Noi in questa sera vogliamo essere ancora strumenti nelle mani di Dio. Vogliamo andare, vogliamo essere una chiesa fervente che continua ad annunciare, a proclamare che il Signore Gesù ci ha dato la vita e la vita eterna. Non una cosa così. Ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e della morte. La morte che a molti fa ancora paura. Fa paura, fratelli cari. Ma Dio ci ha liberato anche da questo. E noi vogliamo annunciare, fratelli cari, a questa umanità che vive nella sofferenza, nella difficoltà. Vedete, dice la parola, e anche nel passaggio prima si parla sempre di ciechi, di zoppi, di persone che hanno delle problematiche. Perché? Perché già in quel tempo, fratelli cari, erano bistrattati, allontanati dalla società, come non erano reputati di essere degni. Difatti, tutte queste persone con quelle infermità, con ogni tipo di infermità, non potevano nemmeno accedere nel Tempio di Dio. Vedete un po' che cosa aveva costruito l'uomo.
Noi non vogliamo guardare a questo, fratelli cari. Il Signore ci manda proprio in questa direzione, verso i poveri, verso coloro che sono disabili, che hanno delle difficoltà. Non voglio guardare chi sta ben vestito, chi ha una bella posizione, ma io voglio fare come ci ha insegnato Gesù, andare per le strade più povere, per i quartieri più poveri, per le persone disabilitate, persone che hanno dei problemi, non fare delle differenze, ma andare, perché proprio di essi, dice la parola, è il regno di Dio, di essi, dei poveri, con coloro che hanno difficoltà, non coloro che si ergono e si credono di essere. Allora, fratelli cari, l'invito di questa sera è questo: andiamo, non ti scoraggiare più, non ti arrendere, ma continua, costringi, in tempo e in fuori di tempo, ad accettare questo invito che il Signore sta rivolgendo. E vuole servirsi di me e di te, con tutte le nostre difficoltà, ne abbiamo tante sicuramente, ma abbiamo qualcosa di importante e prezioso nella nostra vita. Abbiamo la parola di Dio e abbiamo, fratelli cari, soprattutto una cosa ancora più importante: la certezza della vita eterna. E questo ci dovrebbe far gioire, ci dovrebbe far saltellare, fratelli cari, come dice la parola, come vitelli da stalla, per la gioia che un giorno noi andremo dove il Signore è. Lì andremo, dove non c'è la sofferenza, le prove, dove non ci sono i ladri, dove non c'è ruggine che corrode. Allora giubiliamo in questa sera per ciò che il Signore ha fatto già per noi. Lui ha detto: tutto è compiuto, non devi fare nulla. Accetta solo l'invito che ti sto rivolgendo in questa sera. Rispondi sì, sono qui, sono presente, papà. Io voglio andare. E se ancora devi fare una scelta, falla in questa sera. Signore, in questa sera voglio rispondere sì all'appello, all'invito che tu stai rivolgendo alla mia vita. Non voglio tentennare più. E se ci sono i battesimi prossimamente, io sono il primo a scendere nelle acque battesimali. Siate gioiosi. Dio ci ha dato la vita eterna, fratelli cari. È solo questo pensiero che alberga nel nostro cuore ci dovrebbe far gioire continuamente e mai essere tristi. Alza il capo, se l'hai abbassato per guardare le cose di qua giù, rimarrai sempre deluso, sempre, forse anche dagli uomini. Ma il Signore non delude mai nessuno, come in questa sera. Il suo amore va oltre e non ci guarda così come siamo e ancora ci sta invitando a tutti insieme ad andare, e chi forse, non lo so, a rispondere a questo invito. Fallo, non avere più pensieri, è la scelta più importante che farai nella tua vita, perché è una scelta di vita eterna, non una scelta così, è una scelta di vita eterna. E questa vita eterna, fratelli cari, Dio l'ha promessa a tutti. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo ringraziare il Signore e gioire ancora per questa vita eterna che il Signore ci ha donato, e avere anche nel cuore ancora, fratelli e sorelle, l'invito ad andare. Vai, 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 non ti scoraggiare. Dice: ma quello non mi ascolta, quello forse mi dice anche delle parole, ma tu vai, continua, non ti arrendere. Dici: c'è ancora posto, venite, c'è posto per tutti, c'è posto per tutti. E dice il Signore nella sua parola che un giorno noi ci sederemo a tavola e Lui ci servirà. Sei meraviglioso, Gesù, sei meraviglioso, papà. Fai delle cose, Signore, meravigliose, Signore. E noi in questa sera vogliamo ancora lodarti con tutto il cuore, ringraziarti, papà, per questa parola, per questo invito, Signore, per questa porta, Signore, che ancora non è chiusa, ma sappiamo che ben presto si chiuderà. Ma ti siamo grati perché tu non vuoi perdere nessuno, ancora ci dai del tempo, perché la tua pazienza, papà, è in funzione alla salvezza. E noi ti siamo grati per questo. Tu pazienti e hai pazienza perché vuoi salvare ancora e ancora e ancora. E questo lo vuole fare attraverso di me e di te. Di me e di te. Non ti scoraggiare. Io non so parlare, non so dire di quello che il Signore ti mette nel cuore, quello che Dio ha fatto per te. Poche parole, la nostra testimonianza, e Dio toccherà i cuori. Facciamo un bel canto tutti insieme. Ti amo, Dio, la tua grazia mi sostiene.
giorni miei sono nelle tue mani, dal momento in cui mi sveglio finché riposerò, io canterò della tua bontà. Tu da sempre sei fedele, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai guidato in mezzo al fuoco, nel buio tu sei rimasto al mio fianco. Ti conosco come padre e come amico mio, io canterò della tua bontà. Tu da sempre sei fedele, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Da sempre sei fedele, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me, la tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio rendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me, la tua bontà mi segue e corre verso me, la tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio rendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. Tu da sempre sei fedele, tu da sempre sei così. Tu da sempre sei fedele, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me, la tua bontà mi segue e corre verso
canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Alleluia, Signore. Noi canteremo sempre della tua bontà, perché manifesta ogni giorno sulle nostre vite. Tu sei buono, anzi, come dice qualcuno, buonissimo con noi. E lo sei sempre, Signore, perché anche in questa parola, Signore, noi vediamo il tuo amore profondo per questa umanità che tu vuoi portare a te, che tu hai pagato sulla croce per loro. E io ti prego in questa sera che attraverso la tua meravigliosa parola molti cuori siano stati toccati, Signore, e possano rispondere a questo invito che tu ancora rivolgi ad ogni tuo figlio, ad ogni tua creatura, Signore, in questa sera. Mario ha chiesto preghiera avanti, ma se qualcuno vuole ancora ricevere preghiera, venga avanti, preghiamo mentre noi facciamo ancora qualche canto per ringraziare il Signore per tutto quello che Egli ha fatto, ma soprattutto per come abbiamo ascoltato in questa parola, per questa vita eterna che Egli ci ha dato. Non abbiamo dovuto pagare nulla, fratelli cari, nulla. C'è stato qualcuno che ha pagato per noi, e questo è Gesù. Vogliamo fare un canto mentre preghiamo. Alleluia, papà. Te la gloria, Gesù. Benedetto è il tuo nome, Padre. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me. E sei sensibile al mio grido che sale fino a te. Posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino. Sei qui vicino, non sei lontano e non cambi mai. Tu sei fedele a me, Dio di alleanza, Dio di promesse. Tu non sei un uomo per mentir, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la tua parola si adempirà. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me. E sei sensibile al mio grido che sale fino a te. Posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino. Sei qui vicino, non sei lontano e non cambi mai. Tu sei fedele a me, Dio di alleanza, Dio di promesse. Tu non sei un uomo per mentir, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la tua parola si adempirà. Posso affrontare tutto, io so chi lotta per me, i
suoi piani non saranno mai cambiati. La mia speranza è Lui, nel grande io sono. I miei occhi vedranno l'impossibile succedere. Dio di alleanza, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire. Tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la tua parola si adempirà. Sì, Padre, la tua parola è sì e amen, Signore. E questa promessa che noi abbiamo letto, Signore, centinaia di anni prima, Signore, si è avverata, Signore. Tutto si avvera perché la tua parola è verità, tu non vieni mai meno, Signore. Ciò che è promesso, tu lo mantieni, Padre. E noi in questa sera, proprio per questa verità della tua parola, vogliamo pregarti per quanti ancora da casa ci hanno chiesto preghiera per le loro difficoltà. Noi vogliamo pregare per loro come Chiesa, vogliamo stendere le mani e vogliamo pregare per Antonietta che chiede una presta guarigione, Giulia per ritorno al Signore, Raffaele per scarcerazione e conversione, Ciro per conversione. Si chiede preghiera anche per il piccolo Francesco. Preghiamo ancora per il gruppo evangelistico del nostro ministero, che il Signore benedica ed unga ognuno di loro per questo servizio, che hanno questo peso, questo desiderio che hanno nel cuore per le anime. Signore, benedici di ogni benedizione insieme alle loro case, alle loro famiglie. E ancora vogliamo pregare per la famiglia Spasiano, per la perdita del loro figlio molto giovane. Signore, solo tu puoi consolare il cuore di questi cari. Ed Elvia ancora chiede protezione per lei e sulla sua famiglia, e Vincenzo ancora chiede protezione per la sua casa. Noi vogliamo ringraziarti, papà, e benedirti con tutto il cuore, Signore, per tutto quello che tu ci hai donato in questa sera, per il consiglio della tua parola e per ravvivare ancora questo dono che tu hai messo nelle nostre vite per le anime perdute, Signore. Grazie, Signore, anche per la vita eterna che tu ci hai dato in Cristo. Cosa dici, papà? Noi ti chiediamo di accompagnarci ora alle nostre momentanee dimore, e se il domani ancora tu ce lo concedi, Signore, fa che noi possiamo essere come questo servo di questa sera che va e va senza stancarsi, e noi vogliamo essere di quelli, Signore. Grazie, Signore, per come ci hai scelti. Grazie per ogni cosa, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti. Non dimentichiamoci, fratelli cari, che martedì ore 19:30 c'è sempre la preghiera che si terrà in questo luogo, quindi non mancate. Dio vi benedica.